Con l'ultimo tassello del Consorzio Tolomeo abbiamo un quadro chiaro praticamente di quello che potrà essere il Nevegal. Questo perché chiaramente c'erano due possibilità, un Nevegal con impianti e un Nevegal senza impianti. Vento in poppa per il rilancio del Nevegal. Con il perfezionamento della vendita della 2021 ai bresciani di Consorzio Tolomeo inizia a prendere corpo il progetto su cui da 2 anni lavora il team di Wofi Italia, società nata nel 2022, sede romana, capitale sociale di 1.500 euro, 3 soci, con Lorenzo Baldanello e Cristian Barutta dello studio legale VBS di Favaro Veneto, Bruno Carenini, attivista, esperto in relazioni internazionali e blogger. Perno dell'azione di sviluppo del Colle, il progetto We Love Nevegal, nato dal territorio e adottato dai nuovi manager che entro i prossimi 3 anni puntano a un'offerta turistica rinnovata. Il progetto prevede innanzitutto una comunicazione del territorio diversa, quindi un portale che uscirà raggrupperà tutte quelle che sono le bellezze del territorio. Con il coinvolgimento degli operatori e degli investitori. Obiettivo è fare business, spiega Baldanello. Il portale, che si annuncia pronto per settembre e ottobre, sarà il volano delle iniziative diffuse, a partire dalla rimappatura dei sentieri e la rivitalizzazione di alcuni settori chiavi come il downhill e la mountain bike. Con primari in realtà poi nazionali stiamo studiando anche di pacchetti turistici veri e propri che attirino turismo non solo dai dintorni del Bellunese ma anche da più lontano, sfruttando anche tutto quello che sono i servizi di trasporto, stazione, eccetera. E stiamo poi vedendo di coinvolgere anche territori limitrofi. Un investimento indiretto di circa 70.000 euro per un progetto triennale che possa favorire già dal 2025 la creazione di veri e propri pacchetti turistici per tutte le stagioni. Stiamo attendendo la data dell'apertura degli impianti, quindi già lì faremo una prima opera diciamo di sensibilizzazione, no? Da questo punto di vista anche a livello marketing. Chiaramente, come può ben capire, siamo un po' lunghi coi tempi perché è stato chiuso solamente una settimana fa circa la questione degli impianti e prima non sapevamo se avevamo o meno gli impianti. Questo, come può ben capire, era fondamentale perché se non avessimo avuto gli impianti avremmo dovuto riprogettare un altro Nevegal. Entro il prossimo inverno il Consorzio Tolomeo, tempi tecnici permettendo, vorrebbe già misurarsi con la nuova sciovia delle Erte, dice Baldanello, che guarda anche al potenziamento dell'ospitalità. Abbiamo bisogno chiaramente di posti letto per creare i pacchetti, questo è ovvio, e nulla toglie che stiamo comunque cercando tramite il progetto anche altri investitori per magari strutture, ma parleremo anche con chi le ha adesso per capire quali sono le intenzioni.